67 chilometri di canali indispensabili per l'irrigazione di una delle pianure più produttive d'Italia, quella a cavallo tra la Bassa Padovana e il Polesine, a Badia Polesine, all'imbocco tra l'Adige e l'Adigetto, via il cantiere di efficientamento che metterà in sicurezza tutta l'asta dell'Adigetto Scortico-Malopera con il dragaggio dei fondali, il ripristino delle arginature, l'efficientamento dei numerosi nodi idraulici. Un cantiere da 30 milioni di euro finanziati dal Ministero dei Trasporti con fondi del PNRR che si concluderà in tempo entro il 2026. Primo colpo di ruspa da parte del presidente veneto Luca Zaia, che ancora immerso nella gestione dell'ultima pesante ondata di maltempo lancia un segnale forte. Ora dice: ci siamo stancati di aspettare, servono i fondi per finanziare 10 grandi opere che mancano all'appello. E quando tu hai le risorse e hai già programmato le opere come questa o molte altre opere, hai la necessità di non avere tanta burocrazia. Oggi l'Ufficio Complicazioni e Affari Semplici di questo Paese molto spesso blocca le opere e ci permette di realizzarle se non dopo una decina d'anni. È il caso ad esempio dei bacini di laminazione. PNRR, i fondi devono andare dove vanno spesi. Beh sì, guardi, accade già per molti fondi comunitari che ci sia l'overbooking, cioè il non speso di alcune regioni va in questo salvadanaio nazionale e poi questi fondi vanno dati a quelle regioni che possono ancora spendere e mettere a terra gli investimenti. Finiamola col dire che l'Italia non utilizza i fondi comunitari e iniziamo col dire le regioni che non li investono questi fondi, perché per quanto riguarda il Veneto noi non abbiamo mai mandato indietro un centesimo. Moltissime sono le opere che i consorzi di bonifica hanno programmato e che aspettano che vedano le risorse assegnate. Noi siamo qua e penso che ormai abbiamo dimostrato la capacità operativa nel realizzarle. In breve tempo, soprattutto siamo qui nell'Adige, partendo dall'asta dal LEB nel Veronese alla laguna con la barriera antisale che speriamo a breve sull'Adige riesca a vedere la luce in modo da evitare quei grandissimi danni che provoca la risalita del cuneo salino per decine di chilometri. Sul fronte della salvaguardia del territorio arrivano dal Ministero, che sta vagliando tutti i 400 progetti presentati, 100 solo dal Veneto, buone notizie. Si potrebbe prevedere a breve uno stanziamento ulteriore a questo scopo. Se non è in finanziaria potrebbero essere altre risorse, l'importante è che intanto noi stiamo lavorando e avremo a brevissimo una pianificazione che ci permetterà anche di comprendere in complessivo di cosa ha bisogno l'Italia. Consideriamo che in Veneto comunque sono già arrivate risorse, sono solo queste, ma lo stesso Ministro quest'anno ha assegnato, mi pare, intorno ai 25 milioni per la barriera antisale sull'Adige, quindi voglio dire il percorso è lungo ma è in continua evoluzione. Per portare l'acqua dall'Adige all'Adigetto nei lunghi periodi siccitosi è necessario sollevare l'acqua con grande dispendio di energia, di qui la richiesta di intervenire anche con un piccolo MOSE che risolverebbe il problema con grandi risparmi. Purtroppo l'Adige nei secoli ha sempre permesso che l'acqua entrasse naturalmente nell'Adigetto e quindi desse acqua in maniera naturale. Da diversi anni ormai siamo costretti in quasi tutto l'anno a prelevare l'acqua con le pompe dall'Adige perché il canale si è abbassato. La proposta progettuale è quella di creare uno sbarramento mobile di 1 metro, non di più, che possa alzare il livello dell'acqua e farla entrare naturalmente senza l'uso delle pompe, quindi la stessa acqua senza uso dell'energia. Rimane la criticità anche sul fiume Piave, la cui piena ha nuovamente messo a rischio una vasta parte del territorio. Pesa il ricorso presentato dai comuni dell'area, che ha bloccato il progetto di una cassa di espansione. A gennaio il Tribunale si pronuncerà. Le risorse ce le abbiamo operative da qualche anno e tanto è vero che siamo nella fase di progettazione. Dall'altro io penso che il muro contro muro non funzioni e bisogna avere un dialogo aperto con le amministrazioni. Detto questo si andrà avanti, ovviamente il ruolo commissariale potrebbe essere un ruolo di ponte, di dialogo anche per parlare con i territori.